Individuavano le loro vittime su internet, captavano i dati sensibili e i codici delle carte di credito utilizzate per gli acquisti nel web e poi li riversavano su queste 23 tessere magnetiche, tessere di un autolavaggio che si rivelavano essere ottimi supporti per la clonazione. Agivano in questo modo due rumeni da poco arrivati in Italia dall'Inghilterra. Si tratta del 34enne Marian Soare e del suo compagno 31enne Marian Sandu, fermati ieri pomeriggio dalla squadra mobile di Vicenza. Una terza persona è stata denunciata a piede libero perché durante le perquisizioni della casa a Selvazzano, in cui abitava con i rumeni, è stato trovato in possesso di centinaia di codici numerici. Resta ora da capire a cosa servissero e cosa indicassero queste serie. Non è chiaro nemmeno il modo in cui i malviventi utilizzassero le carte di credito clonate e con quali modalità venissero contraffatte. Le indagini sono quindi ancora in corso.